I vantaggi di Industria 4.0, che è una misura fortemente voluta da Confindustria nazionale di concerto col precedente governo, sono quelli di poter investire in maniera veloce, direi, e anche molto incisiva in infrastrutture, quindi in innovazione. Il convegno è stato fatto assieme ad Adecco, che ha l'opportunità di proporre i suoi servizi e le sue attività all'interno di una misura che riguarda la formazione del personale che può essere adibito appunto all'utilizzo dei macchinari e delle infrastrutture che vengono acquistate attraverso l'Industria 4.0. L'oggetto dell'incontro è l'Industria 4.0 e la Digital Transformation. Naturalmente le aziende stanno in questo periodo stanno valutando delle possibili scelte nell'approcciare a questo nuovo concetto di Industria 4.0. E per quanto riguarda il gruppo Adecco, ha all'interno il brand della società Amilia, che li può supportare nelle decisioni, nelle scelte da intraprendere relativamente appunto agli obiettivi di questa Digital Transformation e di Industria 4.0. I numeri possiamo dare una valutazione, un'indagine che è stata condotta alla fine del 2018, dove vede l'Italia ancora un po' indietro rispetto agli altri paesi europei. Questo perché ha una focalizzazione a livello di tessuto industriale molto legato alle PMI, che ancora non si stanno approcciando in maniera completa a questa trasformazione, che comunque impatterà tutto il sistema economico dalla grande azienda alla piccola. Ecco perché oggi anche siamo qua per dare un supporto, un aiuto, un'indicazione alle aziende su come vivere e affrontare questa trasformazione, questo approccio di Industria 4.0.